Assessore Torrenti, conferenza stampa di fine anno, per tratti veloci quali sono stati i principali interventi del 2017 dell'assessorato di sua competenza? Sono stato alla fine di un percorso importantissimo di riordino, di aumento di risorse, di un raddoppio sostanzialmente di risorse in tutti i nostri settori, di una serie di grandi interventi sulle manutenzioni sportive, sulla nuova impiantistica, sull'acquisto di attrezzature, diciamo sulla fine delle manutenzioni nei 30 teatri su cui siamo intervenuti, quindi interventi coerenti, a graduatoria, diciamo che hanno dato grande soddisfazione. E poi logicamente un lancio per il 2018 con questa finanziaria in cui mettiamo al centro un aumento ulteriore di risorse per i musei, strategici anche per il turismo, oltre che per la cultura, sul loro ammodernamento, rilancio, innovazione, ricatalogazione, e sulle biblioteche come strumento essenziale di base proprio della cultura, aumento del 50% su tutti questi capitoli che rimette il Friuli Venezia Giulia comunque ai vertici della capacità di leggere, della capacità di poter fruire di cultura su tutto l'intero territorio regionale senza differenza. Un riconoscimento dato al Friuli Venezia Giulia anche dal governo e dallo Stato con la Fondazione Aquileia, quindi una dimostrazione di quanto sia la capacità di operare del Friuli Venezia Giulia in questo settore. Assolutamente sì, noi non solo abbiamo lavorato in questi anni con una grande e leale collaborazione con lo Stato da tutti i punti di vista, ma ci siamo meritati la fiducia che è stata dimostrata anche in questo caso. Tutte le aree ecologiche sono arrivate alla Fondazione Aquileia nei mesi scorsi, con il protocollo firmato l'altro ieri sono arrivati anche due musei, sia il Grande Museo Nazionale Archeologico e il Museo Paleocristiano. Questo è un passo fondamentale per la razionalizzazione dell'offerta culturale e turistica di Aquileia, su cui noi non potremo fare altro che investire e migliorare ulteriormente tutta l'attrazione complessiva che non riguarda Aquileia, riguarda tutta la regione, riguarda Grado in modo particolare, e potremo veramente rilanciare, avendone la totale competenza, tutta l'attività di quell'area fondamentale per lo sviluppo regionale. Quindi, ma quella è la ciliegina sulla torta. In altri casi ci siamo sempre meritati la fiducia, siamo stati i vertici dell'interesse nazionale, non è finita qua, speriamo ancora di ottenere dei risultati da qua a fine legislatura.